Green Pass obbligatorio, richiede una falsa vaccinazione in cambio di denaro, ma viene denunciato per istigazione alla corruzione. Protagonista è un 45enne bassanese di professione infermiere, contrario ai vaccini. Così contrario che ha pensato bene di corrompere una farmacista per farsi fare una finta iniezione del siero anti-Covid in cambio di una somma di denaro e farsi rilasciare un certificato verde per lavorare. Ma non ha fatto i conti con l'integrità della professionista titolare della farmacia di Viale Scalabrini in città, che dopo aver rifiutato 5.000 euro in contanti che l'uomo aveva tirato fuori dalle tasche dei calzoni, l'ha invitato ad andarsene, per poi denunciare l'accaduto ai carabinieri di quartiere. I militari hanno fatto scattare le ricerche e sono risaliti all'individuo che ora è finito in grossi guai. Si tratta del primo caso acclarato di richiesta di falsa vaccinazione nel Bassanese. Abbiamo ricostruito i movimenti dell'uomo, la descrizione di come era vestito ci ha consentito di capire con che mezzo fosse arrivato e fosse poi andato via. E abbiamo visto come si è mosso sul territorio e poi abbiamo rilevato il numero di targa appunto del mezzo con il quale si era allontanato una motocicletta. Da qui abbiamo poi fatto ulteriori verifiche finché siamo stati in grado di risalire l'autore di questo reato e a denunciarlo appunto alla procura. Il maggiore coglie l'occasione per lanciare un appello. Io invito ovviamente tutti i titolari delle farmacie a chiamarci se si verificassero questi eventi e nello stesso tempo faccio presente a tutti, ai cittadini, che richiedere una prestazione simile equivale a commettere un reato.